Scatman's World. Bella ragazzi, tutti nel commentario veneziano, siamo a Misano, Gran Premio di San Marino, Fioi e della Riviera Romagnola, scusate che cazzo, e soprattutto autodromo dedicato al Sice, che autodromo. Non proprio, però va bene, insomma. Licenze pratiche come ne scusate ragazzi, sono molto concentrato perché questa gara è fondamentale, perché come per Silverstone anche Misano è una gara che o vinco o faccio schifo, non ho mezze misure. Quindi anche se sparo cagate per piacere, non incazzatevi. Guarda, Vardio, guarda il coglione, grandissimo Kuma. Qua ha fatto una cosa veramente degna del miglior Kuma. Buono. Scusate per i vaneggi. E adesso poi spacchiamo il culo a tutti. Le pale, ci sarà una gara tiratissima per 7 giri. Catarroia. Concentration, dai! Attenzione, ancora è una bella sfida tra Lorenzo, Marquez e Veneziano, anzi Rossi. Che non sono quella carriera, se le stanno dando di santa ragione, ma Rossi vuole il 10° titolo. Boh, questa è presa molto bene. Buono. Riuscire a prendere un piccolo vantaggio per quando le gomme saranno devastate negli ultimi 2 giri, che veramente... Mamma mia, qua... Qualche rischio. Ma il primo giro è andato, ne mancano solo 6. 6 laps remaining, nel tipico meravigliosissimo inglese. Mondiano. Come te ne devi andare 6 decimi di vantaggio, sono pochissimi. Perché sti errori. Neanche guardo dietro, che se la tentazione c'è. Misano è come Silverstone ragazzi, gare che sono indecifrabili per il Kuma, mamma mia. Un secondo di vantaggio. Sono concentrato raga, perché ho gli stessi punti di Marchetto, Marquez, e non possiamo fallire questa occasione. Già a Silverstone potevo e dovevo vincere, invece 2 cadute mi hanno veramente buttato fuori da tutto. Ok, c'è un piccolo vantaggio, che però basta un errore, basta una curva sbagliata e siamo fottuti. Molto bene, molto bene. Fantastic. Madonna, quanto sto vaneggiando, nel senso buono del termine, perché la mia testa è concentrata sulla prestazione, però il mio cuore è con voi ragazzi, pronto a esplodere in caso di vittoria. E non solo il cuore, perché le tifose del Kuma. Io ricordo sempre Instagram Comendiano, Comenda_Veneziano. Potete seguirmi anche in questi l'ultimo mesetto. Non ho postato tantissime cose perché, come sapete, un po' di casini, un po' di robe, tanto lavoro, miglioramenti anche lavorativi per fortuna, quindi il Kuma c'è veramente. E oddio, è tornato Market sotto. Potete seguire il Kuma nella vita reale, nella vita fatta di pane, amore e zoccole. Occhio, niente. Sarà dura vincere ragazzi, perché Marquez lo vedo abbastanza stronzo, Lasci comerdina, qua Valentino barra Kuma ha fatto un brutto errore. E perdiamo le 2 posizioni dei 2 spagnoli. Non posso prenderla in pieno perché rischio di prendere anche loro in pieno. Attenzione, però qua Valentino fa una gran cosa. Si riprende la first place, che si può dire così, tipici soprattutto, tipici.
Slam come andiamo. Buono, questo qua l'abbiamo presa bene. Ultima curva e rettilineo del traguardo. Dai veneziano, dai. Ancora tanto manca ancora troppo. Manca ancora troppo purtroppo. Dai, come il the best. Il the best in the world, vai the best. Fantastic. Perché non abbiamo vantaggio, madonna, sti qua tirano come leoni, cazzo. Però tutte le ragazzette che amano il manubrio del Cume sono pronte a festeggiare, ma stiamo calmi perché anche a Silverstone erano così e dopo è andata come è andata. Market secondo, quindi ce la vincere per forza, raga, perché comunque non guadagniamo pochissimo. Come sempre i mondiali del Cume sono tiratissimi. Dai, come regalaci il The Dream come il The Dream. Portiamo sto 10° titolo in casa Rossi. E tra 16 giorni esce Valentino Rossi The Game, che è chiaramente il gioco della MotoGP. Siamo pronti a spaccare tutto. Siamo pronti a spaccare tutto. Molto bene. Questo giro l'abbiamo fatto proprio bene. Poi se guardiamo dietro poi facciamo ste cagate. Ecco, porca puttana. Vaffancuore. Ma non guardare dietro perché sennò fai le cagate. Niente da fare. Sono sempre qua, non c'è nulla da fare. Mamma mia. L'intenzione di guardare dietro c'è, ma non lo faccio, che è meglio. Una volta mi va bene. Attenzione, Marquez addirittura quarto, in un mezzo giro perde 2 posizioni. Incredibile, incredibile. Però madonna, le gomme mi fanno un po' paura, Adesso sempre là sono. Bravo Cume. Una sezione importante per guadagnare qualcosa. 8 decimi su Lorenzo. Non è successo, porca mignottona. 2 laps alla fine. 2 laps, tira fuori il gambino. Marquez terzo, stavolta Lorenzo addirittura quinto. Mamma mia, sto sentendo di tutto dietro, però bella. Bella gara. Ragazzi, qua c'è poco da stare tranquilli. Perché lo sapete che su sto gioco basta il minimo errore e perdi tutto. Madonnina del signore. Occhio. Molto bene, molto bene. In realtà stanno recuperando, Attenzione, attenzione. Le gomme è andata. La gomma posteriore sta già lampeggiando. Quella anteriore manca poco. Manca molto poco. Buono. Solamente il terzo settore, quello più positivo teoricamente. Però sento le moto veramente vicine. E se non posso di certo girarmi. E inizia l'ultimo giro. E abbiamo Iannone dietro.
Grande Iannone, dai, doppietta italiana, dai cazzo. Speriamo. Tutto lampeggia, raga. Albero di Natale in casa Kume, signori. Albero di Natale, lampeggia tutto. Madonna. Non la sento più la moto, ragazzi. Sento solo vibrazioni dell'anima. Ecco, infatti, Iannone c'è. Non la sento più, non la sento più. Devo solo stare calmo. Il tempo di sorpassarlo c'è, soprattutto nella parte finale veloce. Non prendiamoci il panico. Maledetto Iannonone. No, erroraccio qua. Ho perso completamente la moto. No, beh, però con ruote così non posso fare niente, raga. Cioè. Qua la rischio, non mi interessa, solo... Qua devo superarlo. Come ci prova? Dai Kume, non perderla, non perderla! Iannone ce la fa! Iannone ce l'ha fatta, bravo, bravo. Bravo Ianno. Complimenti a te. Ha perso una vittoria meritata però, Caputtana. Ho fatto il quinto o secondo posto, non lo so, va bene. Comunque torniamo primi nel mondiale. In attesa di vedere i festeggi. Più 4 però solo, sono più 4 e più 16 su Lorenzo. Raga, un saluto dal comandone veneziano, sarà un mondiale tirato come al solito, non c'è nulla da fare, ragazzi. Ho perso la vittoria all'ultimo giro, sempre primo, vaffanculo. Ciao! Forse oggi non sarà